Ciao amici, bentornati sul canale e benvenuti nel parco regionale dei Colli Euganei. In questo video andrò a fare un giro di rilievo sul Monte Cinto, giro conosciuto anche per le famiglie, un giro semplice ma che vale sempre la pena di fare quando si è in zona. Vedremo un sacco di belle cose, un sacco di storia, un sacco di geologia, un sacco di leggende che poi non so se siano un sacco, ma questo lo scoprirete da voi. Io intanto vi do come sempre dei cenni che poi voi, se vorrete sviluppare, sarà per vostra cultura personale. Oggi con me un grande ritorno. Attenzione donne del canale, che è tornato Andrea. Sì, sono tornato, dopo una ragazzi. lunga assenza. Quest'uomo ci farà sognare. Quindi vamos. Pochi metri dalla partenza noi abbiamo parcheggiato al parcheggio di Cavabomba. Questa qui sotto è Cavabomba. I carrelli che vedete sono i carrelli con cui veniva trasportato il materiale da questa cava. Qui si estraeva riolite. Come vedete questo sentiero è abbastanza battuto da bikers. Anche qui i carrelli, come potete vedere. Siamo arrivati al pianoro delle Masegne a 188 metri. E sono stati 188 metri che ci siamo conquistati con fierezza, direi, perché ci sono dei punti dove spinge abbastanzina, insomma, dai, sono abbastanza gustosi. Ricordiamoci bene pianoro delle Masegne, perché probabilmente ci torneremo, perché da qui il sentiero si fa un po' articolato. Adesso andiamo sul Monte Cinto, anzi prima andremo alla cava di Riolite e poi andremo sul Monte Cinto dove ci sono i ruderi di un castello. Quindi andiamo su. Questo è un punto cruciale. Andando su si sale sul Monte Cinto ai ruderi, scendendo di qua arriveremo alle cave di Riolite ed è dove sto andando adesso. Da qui Andrea, che è appena stato in Islanda,
Ci dirà cosa sta vedendo? Ho lasciato il cuore. Sembra la spiaggia di Vic questa con il basalto. Più o meno. Più o meno, vero? Ragazzi, andate in Islanda. Quindi se volete andare in viaggio bisogna che Accompagniamo contattiate Andrea, vi accompagniamo noi, vi facciamo un pacchetto Super volentieri, dai. e godurioso. Lui è un pro, ricordatevelo. E adesso saliamo a vedere i ruderi. Montecinto 282 metri. Eccovi il muro della rocca che sorgeva proprio qui. Che colori, ragazzi! Allora siamo scesi dal Montecinto di qua e adesso proseguiamo di qua verso la Busa dei Briganti. E allora, brigante, Dai, siamo andiamo, pronti? andiamo. Posto leggendario dei Colli Euganei Dai, questo. che dopo oggi finiamo il video con una sorpresa. Esatto, ve la teniamo per dopo, quindi sì. seguite ed iscrivetevi. Eccoci signori, siamo tornati al pianoro. Beh, vi dicevo di porre l'attenzione quando ci sono passato in precedenza. Adesso scendendo di qua, seguendo sempre il sentiero 11, ben segnalato e ben strutturato, andiamo verso la Busa dei Briganti. E nel frattempo non lo so se Andrea vuole raccontarvi la leggenda della Busa dei Briganti. Dopo ve la racconto, Dai. Qui vi potete fermare anche per farvi un picnic durante l'estate. Guardate che vista. Posto veramente incantevole. I Colli Euganei devo dire che sanno stupire,
Beh, diciamo che si scende in maniera gradevole, c'è un corrimano, quindi tutto sommato è una cosa anche abbastanza accessibile e fattibile. Sì, l'unico punto dove stare un po' attenti, perché è un attimo andare dove ci si manda spesso in Veneto, ovvero in Mona. Comunque ragazzi, eccoci arrivati alla Busa dei Briganti. Busa dei Briganti, Dove gli antichi briganti venivano a nascondere le loro ricchezze accumulate e o a avevano- smerciarle. o a smerciarle, esatto, e avevano questa vista super panoramica e anche per controllare la situazione. Su tutta la pianura. Quindi ragazzi, se è vostra intenzione diventare un brigante, è probabilmente qui che dovete iniziare. Esatto, la vostra attività Esattamente. inizia da qui. Una volta aperta partita IVA. Ma che? Ma sei un brigante, eh? E poi in Italia cosa vai a raccontare certe cose? Era una battuta. Comunque da qui vedevano tutta quanta la pianura. Guardate qua, la provincia di Padova, ragazzi. Chissà se la leggenda dei briganti è vera o no. Comunque, come dico sempre, ogni leggenda un fondo di verità ce l'ha. Adesso torniamo dalla strada da cui siamo arrivati, quindi saliamo questa scalinata stando bene attenti per proseguire. Tornati alla zona ristoro, adesso il sentiero 11 si chiama proprio la fine sentiero. Noi l'abbiamo fatto in senso antiorario, quindi giù di qua, ammirando i Colli Euganei che una volta erano dei vulcani. Andrea, c'è roba per te lì. C'è un culo scultoreo. Hai visto? Ha delle chiappe di marmo sicuramente. Hai visto? Dai, quindi sei contento anche per oggi? Anche oggi è nata. Perfetto. Ci troviamo a questo incrocio dove il sentiero numero 11 ci porta alla fine del sentiero. Questa località si chiama il nord-ovest del Monte Cinto e quindi scendiamo verso la fine del sentiero. Eccoci tornati al piazzale del museo di Cavabomba sul Monte Cinto nei Colli Euganei, un giro semplicissimo di 7 km circa, dislivello come avete visto 280 metri, una sciocchezza con dei punti molto interessanti che valorizzano il territorio. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, scrivetemelo sotto nei commenti, ma Andrea vi deve dire una cosa. Mi raccomando ragazzi, Perché è sto ragazzo importante. qui è un grande, fa un sacco di itinerari fantastici, ve li fa vedere, però la cosa più bella sarebbe farlo insieme. Esatto, e questo qua invece vi organizza dei viaggi Io faccio altro. e adesso lui vi può portare anche in America. Prossimo viaggio a maggio negli Stati Uniti. Lui fa un viaggio negli Stati Uniti, in America, quindi se cercate dei contatti chiedetemelo, chiedetemi informazioni qui sotto, anzi vi lascio il link Al mio viaggio. al suo viaggio e Se volete fateci unirvi sapere. a me, volentieri, guardi. Ecco, vi porta in giro per il mondo, io vi porto in giro a camminare, basta organizzarci
in amicizia, e speriamo che anche questo video vi sia piaciuto, quindi iscrivetevi al canale, tutte le cose belle, interazioni, like e via dicendo. Noi vi salutiamo dai Colli Euganei, alla Ciao. prossima, ciao ciao!